Il Bosco dei Sogni, 16 febbraio 2021. Buonasera a tutti, introduco subito il nuovo ospite. Ciao Giulio. Ciao a tutti, eccomi qua. Giulio Wilson, grande piacere di conoscerti. Io ti avevo già ascoltato, introdotto da Cinzia, dalla collega, e guarda te, i giri del destino, oggi tocca a me stare un pochino con te. Va bene, dai, un po' per uno. Allora, cantautore fiorentino, musicista polistrumentista e suoni tra le altre cose il pianoforte, la chitarra, il sax contralto. Sì, suono tante robe, sì. Passione per la musica e anche, diciamolo perché è una cosa molto interessante, produttore di vini in Toscana. Cosa hanno secondo te un po' in comune la musica e il vino? Beh, sicuramente sono due attività che hanno a che fare con l'arte, perché anche fare il vino è un'attività che necessita di un'impronta del viticoltore e dell'enologo, no? Dell'azienda, di chi c'è dietro. Quindi stessa cosa le canzoni. Una canzone di Vasco Rossi, probabilmente se non la cantasse Vasco Rossi farebbe un altro effetto, no? Spesso anche nei vini, quando si sa la storia del produttore che c'è dietro, si bevono con più gusto. E quindi non neghiamo che insomma poi le canzoni sono l'artefice, sono fatte da persone umane, no? Come i vini. Certo. Quindi di sicuro c'è questo elemento in comune che è la presenza dell'autore, ecco, mettiamo così. E poi io per esempio in vigna trovo molta ispirazione, a contatto con la natura, con comunque l'ambiente, gli orari, i profumi, i rumori, ecco, sono cose che a me comunque mi danno una sorta di quiete dove poter scrivere e ispirarmi. Beh, il contatto con la natura, e quindi bellissima questa cosa che trae anche ispirazione in un luogo, in un momento in cui già dedichi amore e ti comunica amore, perché anche se a livello molto sottile, molto più sottile, quindi a volte non ce ne rendiamo conto, ma tutto ciò con cui entriamo in contatto con amore, con la nostra passione, in qualche modo ci risponde, quindi probabilmente anche le vigne, i filari rispondono al tuo voler loro bene e quindi aiutano anche la tua pace e concentrazione. Il nuovo l'album si intitola Storie vere tra alberi e gatti. È un titolo che ha un po' un sapore del cantautorato italiano, quello vero, quello sincero, le nostre radici, perché ricorda un po' in sé Gino Paoli e ricorda un po' De Gregori, cioè già dal titolo ha tutto questo colore e questa sfumatura, però sa anche tanto di fiabe. Allora, innanzitutto c'è da dire che l'album non è ancora uscito, quindi se no magari uno va subito a ascoltarlo e non lo trova, Okay. a cercarlo. Quindi l'album uscirà in primavera ed è un album in realtà dove ci sono 13 tracce che sono 13 storie, quindi si intitola appunto Storie vere tra alberi e gatti, proprio perché anche all'interno di queste canzoni c'è una canzone dedicata a un gatto e una canzone dedicata a un albero, quindi sono tutte storie vere messe a, diciamo, come facevano i cantastorie, diciamo, messe in una canzone. Io faccio sentire il nuovo singolo, L'amore dei nostri difetti. Da cosa è nato? Amare se stessi, quindi anche attraverso i difetti? Sì, guarda, ci sono tante interpretazioni. In realtà la prima fonte di ispirazione è stata mia nonna, che è morta ormai a 95 anni, ma lei diceva sempre, mi ricordo questa frase che diceva: nella vita è molto importante sapersi sopportare. E questa cosa di sapersi sopportare è una cosa che un po' mi è rimasta un po' nella testa, e poi ho pensato che effettivamente le coppie, anche gli amori, no? Che riescono a in qualche modo non mettere i difetti in primo piano, sono forse quelli che riescono a andare più a lungo assieme nella vita. E poi sostengo anche che i sentimenti col tempo cambino, quelli che magari oggi possono essere difetti perché sono magari comportamenti o cose che ci possono dar fastidio, fresche, che magari possono anche separarci, col tempo magari potrebbero anche trasformarsi in cose positive.
Si tratta a volte anche, cosa dici, un po' di maturità, del crescere, di avere la capacità poi di rivedere alcuni passaggi delle nostre vite e quindi magari rivalutare quello che è stato, vederlo sotto una nuova ottica e quindi anche comprendere meglio appunto noi stessi attraverso questo passaggio, questa maturità. Assolutamente, sì, concordo. Benissimo, allora ascoltiamoci L'amore dei nostri difetti, Giulio Wilson. A tra poco! L'amore dei nostri difetti, tratto dall'album che deve ancora uscire, uscirà in primavera, Storie vere tra alberi e gatti. Allora Giulio, intanto sto già iniziando a ricevere dei bellissimi complimenti in merito a questo brano. Molto poetico, mi dicono. Mi chiedono su che piattaforme uscirà o si uscirà anche in formato CD. Sì, allora questo brano, L'amore dei nostri difetti, è già presente come videoclip su YouTube, ma anche sulle piattaforme per poter ascoltare la musica come Spotify. E poi sarà incluso nel disco che uscirà in primavera, quindi ancora non è su CD, ma lo sarà fra poco. Se qualcuno volesse preordinarlo può andare sui miei social, appunto scrivendo Giulio Wilson o su Facebook o su Instagram oppure sul sito internet e magari scrivere insomma che vorrebbe ordinare il disco, così io poi lo segno e glielo spedisco. So che tu hai fatto anche tantissimi live, anche importanti, hai avuto anche molti riconoscimenti, hai suonato al Festival del 1° maggio, addirittura è stato emozionante a Roma. Vabbè, certo, ovviamente è un palco importante, quindi sicuramente è stata una bellissima una bellissima esperienza. Cantare davanti a così tante persone è sicuramente una bella emozione. E so anche che hai avuto diverse importanti anche collaborazioni, ad esempio hai anche duettato con Bobby Solo. In questo nuovo album c'è qualche duetto? Sì, in questo nuovo album ci sarà un brano con Ron, poi ci sarà un brano con Vinti Illimani, poi ci sarà un brano con i musici di Francesco Guccini e poi ci sarò io. Complimenti vivissimi. Vorrei appunto adesso passare Vale la pena. Sai che mentre lo ascoltavo mi ha ricordato un brano che amo tantissimo, è un brano che fa parte un po' della colonna sonora degli anni 70 di un gruppo che ormai non c'è più, che sono i Lynyrd Skynyrd, e il brano è Simple Man. Dà la sensazione, no? C'è questa madre che chiama a sé al figlio, quindi dà un po' la sensazione che sia una madre morente che chiede al figlio e dice al figlio: cerca di crescere così, vorrei passarti quello che so sulla vita. L'impressione che ho avuto ascoltando Vale la pena è un po' la stessa cosa, cioè se io avessi un figlio o una figlia, sono le stesse parole che io vorrei dir loro, lo stesso tipo di intenzione con cui vorrei comunicare il senso della vita. Come lo hai inteso tu mentre lo scrivevi questo brano che appunto è cantato assieme agli Inti Illimani? Beh, io diciamo in questo momento storico dove ci sono dei cambiamenti così radicali anche della nostra vita, no? Pensiamo all'irruzione che hanno fatto i social nelle nostre abitudini e ai cambiamenti anche di rapporti umani che sono comunque evoluti. Le riunioni vis-à-vis non si fanno quasi più, gli amici il compleanno gli si manda un messaggino, non si festeggia più magari tutti assieme, insomma sono cambiate molto le cose, no? I ragazzi che stanno fissi magari davanti a un computer senza avere contatti sociali reali, che non vuol dire il contatto sociale sui social ma proprio diciamo di mano con mano, ecco. Ecco, io mi ha fatto pensare tante queste cose, compreso quei sogni che magari i ragazzi degli anni 60 portavano nella loro testa, no? Come la possibilità di cambiare e di impegnarsi per costruire un mondo migliore. Ho provato a dare anche un po' di spiegazioni che poi a questi, diciamo, a questi ragionamenti, a queste cose che mi sono venute in testa. Infatti comunque dice che ancora inseguiamo dei sogni, no? Come dei vecchi bagagli che tuttora ancora le persone vorrebbero ma magari non riescono.
Vorrei appunto, ne leggo un pochino il testo, ci sono delle parti che sono quelle cantate dagli Inti Illimani che appunto, cosa sono, in spagnolo? Sì, gli Ok. Inti cantano in spagnolo. Allora, dopo ascolterete il brano intero, quindi con gli Inti Illimani. Io leggo le parti in italiano per non sfigurare perché lo spagnolo non lo mastico. Comunque si capisce tutto il senso del brano. Vale la pena coltivare le piante, correre al vento su colline scoscese, aprire un libro chiuso in una soffitta, sentirsi bene pure in minoranza. Ah, il tempo passa e poi va. Fa divenire un'anziana bambina o diventare una bambina signora, vale la pena. Abbiamo tutti dei sogni sopra una stella cadente, come vecchi bagagli, le nostre speranze, più dei difetti, quelli che non vorresti. Non sempre tutto si può scegliere e costruire è meglio di distruggere. Vale la pena. Per chi ha dato e mai preso, per chi non si è arreso, per chi sente il dovere di essere migliore, c'è una speranza infinita. Si chiama vita. Allora, ascoltiamoci Vale la pena, Giulio Wilson con gli Inti Illimani. A tra poco. Giulio Wilson con gli Inti Illimani, vale la pena. Dai messaggi che sto ricevendo vedo che ha emozionato anche voi come ha emozionato anche me. Ad esempio l'802, ho appena acceso la radio, ma che bellissima canzone, italiano e spagnolo, meravigliosa. Caro Giulio Wilson, come è nata la collaborazione con gli Inti Illimani? È nata in maniera molto naturale, senza etichette discografiche o gente che magari imposta a tavolino i duetti o queste cose. È nata in maniera molto semplice. Io stavo scrivendo questo brano e l'ho inviato a Jorge Coulon, che è uno dei fondatori degli Inti Illimani, e lui mi ha subito risposto dicendo che gli era piaciuto tantissimo, se volevo registrarlo con loro, e quindi ho preso un aereo e sono andato a Santiago del Cile a registrarlo. Semplicemente, spontaneamente, come a volte si manifesta, chiamiamolo destino, ma saperlo anche un po' cogliere quando arriva un'opportunità così bella. E ricordiamo, per chi magari non li conosce bene, ma si sentono spesso comunque nominare, gli Inti Illimani sono un gruppo vocale strumentale cileno, e sono dei veri e propri ambasciatori della, chiamiamola, resistenza contro le dittature, gli abusi di potere, le lotte di classe, in difesa insomma di democrazia e progresso. Penso sia stata anche per te un'emozione, prima di tutto, incontrarli. Com'è stato l'incontro con loro? La prima cosa che vi siete detti? Ma il primo incontro è stato un piccolo messaggio da parte mia, che ero molto contento di essere lì. In spagnolo si dice tengo mucha ilusión, che non è illusione, ma è il contrario, è proprio il tenere la voglia di costruire qualcosa assieme, no? La illusione è una cosa curiosa in spagnolo, e quindi ho parlato io e siamo subito entrati in sintonia, anche perché sono belle persone, sono persone attente al lato umano, e quindi siamo subito entrati, diciamo, in sintonia sia artistica che umana. A proposito di lato umano, ho avuto una bellissima introduzione mentre il brano Vale la pena stava passando a un qualcosa di nuovo che il nostro Giulio Wilson sta scrivendo, quindi mi ha fatto veramente l'onore di leggermi alcuni versi, perché sono vere e proprie poesie, del nuovo brano che sta scrivendo, e ci siamo messi un pochino a parlare perché è evidente che le parole che sta scrivendo sono molto molto dedicate alla situazione attuale. Tu Giulio, che tipo di messaggio quindi vorresti dare ai nostri ascoltatori anche per il futuro? Ci siamo detti che, se vogliamo, i futuri sono tanti, non solo quello che apparentemente si sta manifestando in televisione. Il futuro è dentro il nostro cuore. Che messaggio vorresti dare? Ma io vorrei dare un incentivo a tutte le persone che in qualche modo vanno anche, non dico controcorrente, perché non si tratta di andare contro qualcosa, però vanno per una strada ben precisa, che non è quella che ci impone per forza, diciamo, il mondo, no? Questa società con tutte queste comodità che ci sta offrendo, che però ci stanno anche privando
di tutti quelli che sono i rapporti umani, no? Pensiamo ai cellulari, a non so, a tutti i film possibili che possiamo scegliere seduti su un divano, però ecco, ci sono alcune cose che secondo me sono insostituibili e purtroppo si possono non, diciamo, sostituire solo se c'è la forza di portarle avanti. Quindi già il fatto che mi avete ospitato in questa radio e stiamo analizzando le mie canzoni, per me è già una cosa importantissima e che non è comune, perché purtroppo, è brutto dirlo, ma la maggior parte di radio trasmettono un po' una musica omologata, no? Una musica internazionale, e non vanno in profondità. Quindi il fatto di andare in profondità secondo me è un valore veramente lodevole. Beh, guarda, sei gentilissimo, io ti ringrazio. È proprio il sentire con cui è nato il Bosco dei Sogni, e dare un piccolo contributo a chi ascolta, nel senso di dire, vedete, ce la possiamo fare se crediamo nei nostri sogni, come ce lo stanno mostrando anche nel loro piccolo i nostri ospiti. Benissimo. Allora, siamo a 40 secondi appunto dalla pubblicità. Ti ringrazio tantissimo, Giulio Wilson. Tornerò a parlare un pochino con te, cosa dici? Approfondiamo un altro pochino la tua esperienza musicale, perché c'è tantissimo da dire. Posso dare un tuo eventuale contatto social, qualcosina, per cercare qualcosa di te dai nostri ascoltatori? Sì, guarda, la mia musica si trova nelle piattaforme, ma anche su YouTube, a mio nome, quindi Giulio Wilson con la W come il presidente degli Stati Uniti Wilson, Giulio Wilson, e si trova più o meno tutto. Grazie di cuore, sai Giulio, cercatelo così vedete anche i buonissimi vini che produce. Benissimo. Grazie Giulio, alla prossima.